Prosegue il nostro tour per i borghi di Cison di Valmarino nell'occasione della 39esima edizione di Artigianato Vivo e girando appunto per i borghi abbiamo incontrato un'artista meravigliosa che tratta un materiale meraviglioso in maniera assolutamente particolare. Benvenuta Alessia. Grazie. Sì, io lavoro la seta e la dipingo con questa tecnica di pittura sull'acqua e praticamente lavoro con delle vasche molto grandi della dimensione del tessuto, piene d'acqua. Si fanno cadere le goccioline di colore, poi con un bastoncino si va a modellare il disegno e dopo viene appoggiato il tessuto. Quindi vai a creare con il colore le forme o comunque i richiami che preferisci al momento. Ma sì, diciamo che comunque l'acqua ovviamente è un movimento suo che è contestuale, per cui si tratta di un processo, di un dialogo diciamo tra l'artigiano e l'acqua che si svolge in quel momento, per cui ci sono sempre delle sorprese, delle cose nuove che vengono fuori, dipende anche molto dalle condizioni atmosferiche, insomma come reagisce l'acqua e da lì poi insomma appunto tutte le fantasie, io ovviamente ci metto del mio, però insomma c'è un po' questa filosofia che bisogna un po' capire cosa succede, non si può troppo contrastare o imporre. Niente è troppo preparato, quindi arriva naturalmente nel percorso. Senti, parliamo un attimo di quella che è la tua esperienza artistica. Quando inizi a fare questo mestiere e ad approcciarti al materiale? Ma guarda, la mia credo sia una storia un po' particolare perché io prima mi occupavo di tutt'altro, facevo ricerca in ambito universitario. Però ho sempre avuto un po' questa passione per l'arte, anche per il cucito, per la creazione diciamo artistica e di abbigliamento. E a un certo punto della mia vita ho detto no, voglio fare altro, voglio fare un'altra cosa e mi sono messa appunto a approfondire sia la parte artistica che la parte sartoriale, quindi mi sono iscritta a un corso da modellista, figurinista e ho ripreso un attimino quella che era la mia passione artistica. No, ecco, io sono anche fortunata perché appunto sia mia mamma che mia nonna sono maglieriste e si occupano anche di sartoria e quindi mi hanno dato una mano, mi stanno seguendo in questo percorso, eccetera, eccetera. È una cosa meravigliosa, un gioco nato come un gioco che diventa una professione. Allora Alessia, vogliamo dire ai nostri telespettatori e comunque invitare tutti quelli che ci stanno osservando dove ti possono trovare qui a Cison? Allora, mi possono trovare in via San Francesco all'interno dell'Oasi San Francesco, che è un posto meraviglioso dal mio punto di vista, molto molto bello, e ovviamente oltre a me possono trovare anche altri bravissimi artigiani, ci sono dei fantastici gioielli in ceramica, delle ceramiche anche d'arte, gioielli e anche altri lavorati, delle borse magnifiche, zaini confezionati, c'è anche un'altra persona qui nell'Oasi che lavora il tessuto come me con un'altra forma di pittura con dei risultati molto interessanti, quindi secondo me vale la pena di farsi un giro nell'Oasi. Assolutamente sì, allora noi ringraziamo Alessia Biancodolino, venite a trovarla, ringraziamo tutti gli amici di Veneto Globe e buon lavoro. Grazie mille a voi, allora vi aspettiamo.